Benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Buongiorno sindaco, grazie di essere di nuovo con noi. Siamo in diretta, come sapete, per i vostri messaggi. Allora, le mail come al solito a Sicilia24 Focus, tutto unito, Sicilia24 Focus, @telecolor.it. Il telefono per i WhatsApp è 342 74 55 005. Sono numerosi gli argomenti, come sempre, che ci sottoponete e che sottoporremo al sindaco, ma oggi è obbligatorio parlare di Chiara, perché Catania, commossa, non smette di piangere questa giovane studentessa di Solarino morta sull'asfalto in Viale Andrea Doria vicino all'ingresso dell'università. Oggi ci sarà l'incarico per l'autopsia nelle prossime ore, ci sono 2 indagati come obbligo naturalmente in casi di questo genere. Di questo parleremo con il sindaco. Rivediamo un po' le ultime commosse ore qui a Catania. Una morte orribile, lontano da casa, dopo aver trascorso un pomeriggio all'università, mentre magari stava programmando la serata con il fidanzato, ma il destino crudele e beffardo attendeva Chiara sulla circonvallazione, a pochi metri dalla cittadella universitaria che frequentava da poco, essendo iscritta alla facoltà di scienze biologiche. Chiara forse non sapeva neanche la pericolosità di quella strada e forse non saprà mai che il suo fidanzato Francesco ha fatto di tutto per salvarla. Erano mano nella mano sulle strisce pedonali quando uno scooter è piombato addosso ad entrambi. Chiara è finita per terra e non ha avuto neanche il tempo di rialzarsi che una Fiat Punto l'ha travolta e trascinata per metri. Facile intuire che la macchina procedesse a velocità sostenuta. La Procura di Catania, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale i giovani che erano alla guida della Fiat Punto e di uno scooter, notificando loro un avviso di garanzia. I 2 mezzi e i cellulari degli indagati sono stati sequestrati e si stanno acquisendo filmati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, anche se la dinamica dell'impatto sarebbe stata ricostruita. E infuriano le polemiche sulla sicurezza in un tratto tristemente noto per l'alto numero di incidenti. Da più parti si invocano interventi: chi vuole il ripristino del cavalcavia, chi sollecita un sottopasso, chi spinge per l'introduzione dei dossi, altri ancora chiedono autovelox o presidi fissi delle forze dell'ordine. Ma qual è la soluzione migliore? È una domanda che giriamo al sindaco di Catania Trantino. Ci sono varie opzioni, il sottopasso, il cavalcavia, il semaforo pedonale, l'autovelox, i dossi, i presidi fissi dei vigili urbani e soprattutto, se non sbaglio, sindaco, del cavalcavia che c'era prima è stato smantellato da parte dell'allora assessore Bosco durante la sindacatura Bianco nell'agosto del 2013. Ora non so, sindaco, se lei vuole commentare questo. Innanzitutto che cosa prevede si debba fare, perché qui la cosa è molto urgente e grave, come abbiamo visto. Allora, io non voglio alimentare polemiche parlando del passato. Qualcuno ha deciso di eliminare quel ponte, quel sovrappasso. Mi sembra un po' bizzarro che oggi proponga di costruire un sottopasso dopo essere stato assessore per quasi 5 anni, ma in ogni caso cerchiamo di essere costruttivi, perché poi la gente si attende risposte. Intanto, come le immagini stesse hanno documentato, si è trattato di un incidente avvenuto in un tratto appena bitumato, quindi in condizioni stradali perfette, con un'ottima illuminazione e con delle strisce pedonali da poco rifatte. Purtroppo si è verificato. Peraltro si tratta di un segmento della circonvallazione che prevede i limiti di velocità a 30 km/h. Evidentemente non basta stabilire limiti, non basta stabilire vincoli, non basta stabilire obblighi, dobbiamo anche preoccuparci in determinate parti della città di andare oltre quel che già l'ordinamento consentirebbe di salvaguardare, cioè a dire l'incolumità umana, l'incolumità personale, e spingerci un po' più in là. Abbiamo già dato incarico al direttore dei lavori pubblici di verificare la fattibilità di alcuni progetti che sono stati oggetto di un concorso di idee lanciato nel 2018 dall'Università di Catania. Dobbiamo verificare quanto gli stessi siano attuali e nel rispetto della normativa vigente. Se così è, già ci troviamo un progetto che possiamo rendere immediatamente esecutivo, trasformarlo in finanziamento, e mi dice il direttore Finocchiaro dei lavori pubblici che correndo potremmo realizzarlo entro il primo trimestre del 2024. E vuole
dirci, Sindaco, di quale fra questi in particolare il progetto che No, è un sovrappasso, è un sovrappasso di nuovo. Ovviamente rispetto al passato ci sarà anche l'ascensore affinché possa essere utilizzato dai diversamente abili, e quindi è un qualcosa che dobbiamo ripristinare. Naturalmente noi non possiamo riempire la circonvallazione di sovrappassi, c'è poi anche un problema di sicurezza di altra natura. E allora dobbiamo capire quali atti rimedi approntare. Una delle prime cose che dobbiamo fare è trasformare la circonvallazione intera in strada a scorrimento. Non spiego adesso cosa significa strada a scorrimento, ma è facile comunque questa trasformazione, che permetterebbe con l'autorizzazione della prefettura di realizzare dei presidi fissi di autovelox, perché con le pattuglie si può realizzare solo laddove le condizioni stradali lo permettono. Si sa, in via del Lorenzo Bonanno abbiamo una pattuglia quasi fissa con l'autovelox, ma là perché c'è una rientranza che consente la sosta della nostra pattuglia. Dove è avvenuto l'incidente non potrebbe avvenire. E allora ci vogliono dei presidi fissi, ci vogliono i tutor, che sono quelli che posti all'inizio di una frazione di strada e alla fine di una frazione di strada rilevano la velocità media. E poi dobbiamo parlare con MTS per una nuova ipotesi progettuale di semaforizzazione con i semafori cosiddetti T-Red, che sono quelli che automaticamente registrano l'infrazione di chi non si ferma al rosso e provvedono all'immediata comunicazione e notificazione non solo della contravvenzione stradale, ma anche della decurtazione dei punti in patente. Tutto questo lo stiamo facendo. Certo, qualcuno ci si può dire lo facevate prima, noi siamo arrivati adesso. Stiamo cercando in qualche modo di correre. Chiara è morta per una fatalità. È inutile spendere ulteriori parole su questo. Sarebbe di cattivo gusto se provassimo a immaginarci percorsi alternativi. È chiaro che nella mia condizione la prima cosa a cui ho pensato era tutto perfetto, però questa ragazza è morta. Avrei potuto fare qualcosa in più. Ecco perché ho vissuto un senso di seria lacerazione, come l'ho definito, di svuotamento, perché tutti quanti poi ci medesimiamo nella condizione dei genitori, Chiara all'età di mia figlia, e quindi non è giusto venire a Catania per programmare il proprio futuro e vedersi interrotto il proprio presente. Non c'è dubbio. Sindaco, grazie per le sue parole anche di partecipazione. Allora la conferma l'abbiamo avuta in diretta, speriamo all'inizio dell'anno che ci possa essere questo, come si chiama, sovrappasso, Cavalcavia sovrappasso. Alle parti esattamente dove purtroppo la giovane Chiara ci ha lasciato. Adesso voltiamo pagina, cambiamo argomento, Sindaco, e dobbiamo parlare di questa iniziativa importante che avete preso come comune in rispetto, coordinamento con le normative nazionali per la pulizia della città. Ci sono, riassumo brevemente, ammende fino a 10.000 euro, deferimento all'autorità giudiziaria, sequestro del mezzo se il reato di lanciare il famoso sacchetto selvaggio avviene da un veicolo, e addirittura l'arresto per il titolare di un'azienda che fa queste porcherie, oppure ammenda fino a 26.000 euro, a cui vanno aggiunte 60 telecamere e i vigili in borghese. Proviamo a riassumere ancora un po' tutto attraverso le immagini, brevemente con Giusy Lazzara. Entra in vigore la norma nazionale il 10 ottobre adottata dall'amministrazione comunale di Catania, che prevede un'ammenda penale e non più una sanzione amministrativa per chiunque abbandoni i rifiuti. Adesso la sanzione pecuniaria va da 1.000 a 10.000 euro, prima era da 300 fino a 3.000. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Inoltre, in caso di applicazione della sanzione penale, qualora chiunque abbia compiuto l'azione illecita utilizzando un veicolo, dovrà essere anche eseguito il sequestro penale del veicolo utilizzato per compiere il reato. L'ammenda può arrivare a 26.000 euro e si rischia persino l'arresto se l'abbandono dei rifiuti è di titolari di imprese. Sindaco Trattino, Catania finisce di essere una città sporca? Me lo augurerei. Intanto abbiamo cominciato parallelamente a questa iniziativa
un intervento di pulitura. Siamo in questo momento impegnati davanti all'ospedale San Marco, in quella strada provinciale che era diventata una condizione indecorosa, incivile, vergognosa, era una discarica continua. La novità di questa norma introdotta con la conversione del decreto legge del 9 ottobre consiste non tanto e non solo sull'inasprimento delle pene, perché molte volte poi si tratta di pene che magari l'autore dell'infrazione non può pagare, ma l'elemento rivoluzionario è che consente, trattandosi di reato, di illecito penale, consente finalmente il sequestro del veicolo. Circostanza, evenienza che era molto controversa prima rispetto ad alcune iniziative assunte da altri comuni, ma che erano state poi cassate dal giudice amministrativo in quanto non conformi all'ordinamento. Adesso, trattandosi di reato, visto che si tratta del mezzo attraverso cui si compie il reato, può essere finalmente sequestrato. Quindi bisogna stare bene attenti a farlo. Finalmente abbiamo un deterrente. Finalmente abbiamo un deterrente, in più stiamo ricevendo delle risorse supplementari che intendiamo investire nelle cosiddette telecamere killer, quelle cioè che consentono di verificare tutte queste infrazioni attraverso la cattura di fotogrammi che vengono automaticamente inviate alla centrale. Stiamo redigendo un accordo con la Polizia Forestale per essere supportati data la esiguità del nostro corpo di polizia locale. Insomma, sta cominciando una stagione nuova, ma noi vorremmo, e questo lo dirò fino allo sfinimento, non deve essere una prova di forza fra catanesi che vogliono il rispetto delle regole e catanesi che si ostinano a non rispettarle. Deve essere semplicemente un'azione di buonsenso finalizzata. Non lo volete fare per Catania? Fatelo per i vostri figli. Se li volete fare vivere in mezzo alla spazzatura, in mezzo alle letame, in mezzo allo schifo, continuate a agire così. Se avete un minimo di coscienza, se ce la smettete una volta tanto di agire in modo vergognoso e cercate un po' di dar fondo a quel minimo di consapevolezza che dovrebbe indurvi a capire il valore di una città pulita, e allora non aspettate la sanzione, perché da questo momento in poi noi saremo inflessibili. Parole molto sentite, molto forti, che non necessitano, a nostro avviso, di commenti. Adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo con altri argomenti. Grazie al sindaco Enrico Trentino che rimane con noi. State con noi, continuate a scriverci, Sicilia24focus@telecolor.it oppure al WhatsApp 342 745 005. State con noi, a più tardi. Sindaco Trentino in diretta con noi al Focus di Sicilia 24, ci scrive Diego Babata, che dice: con la presente volevo segnalare al signor Sindaco il grave problema della viabilità innanzi all'ingresso del Policlinico, causa continua sosta selvaggia su via Santa Sofia a ridosso del pronto soccorso, causando lunghe file e blocco ai mezzi di pronto soccorso. Si chiede se è possibile prendere un provvedimento, attende un riscontro, è molto cortese come tutti quelli che scrivono a lei, Sindaco, anche se fanno delle richieste precise. Allora noi siamo andati a dare un'occhiata rapidamente con Tonino De Mana. Ore 10, circonvolazione di Catania, inizia la salita di via Santa Sofia, destinazione Policlinico. Ore 10:50, arrivo al pronto soccorso, dopo aver percorso soltanto 900 metri, quasi un'ora per giungere a destinazione, con auto e ambulanze imbottigliate insieme nel traffico, tutti sull'orlo di una crisi di nervi, in primis i soccorritori. Per loro è un percorso ad ostacoli per arrivare in ospedale. Che si risolva questa situazione, che più che altro per i pazienti. Perché hanno bisogno di cure. 45 minuti dalla cittadella al pronto soccorso. Percorrere quanto? 500 metri. È una cosa esagerata, non si può fare più un servizio. Ci chiamano continuamente, ma rimaniamo qua più del tempo del previsto. Per fare un servizio si deve uscire, non ci danno il controsenso di tornare indietro. Cosa si sente di dire al sindaco Trentino? Di aggiustare questa situazione, almeno mettere qualche rotonda, così possiamo uscire di là. Noi che dobbiamo andare a girare là, abbiamo il paziente a bordo. Se alcuni minuti possono salvare la vita, è consigliabile, specie nelle ore di punta, non dirigersi verso il Policlinico, ed il motivo è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi dovrebbe garantire la sicurezza. È un'emergenza nell'emergenza il traffico in via Santa Sofia, una strada in imbuto con decine di auto in divieto di sosta e tantissime altre ferme in attesa di entrare nei parcheggi. È proprio l'attesa per l'accesso nelle aree di sosta, spesso sold out, a creare il cosiddetto tappo, che a sua volta rallenta tutti, provocando
lunghissime code con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Devo portare mio nipote al pronto soccorso perché si è rotto il piede e arrivare al pronto soccorso è stata una cosa... Quanto è rimasta bloccata? 1 ora e un quarto. Ma cosa è successo stamattina? Mezz'ora. Sosta selvaggia. Ah, e allora la responsabilità sappiamo di chi è. Anche dal Garibaldi c'è tutta una sosta selvaggia davanti al pronto soccorso. Davanti al pronto soccorso non si può fare questa strada. Da anni si invocano soluzioni, riunioni e sopralluoghi non mancano, ma per un motivo o per un altro non si riesce a venire a capo del problema o dei problemi. Ci riuscirà questa volta l'amministrazione Trantino? No, veramente è una situazione incredibile lì a Santa Sofia. Cioè abbiamo da una parte sosta selvaggia a ridosso del pronto soccorso e poi anche questa storia del parcheggio che non consente l'ingresso delle auto perché c'è il semaforo e si forma una coda che a sua volta costituisce un intasamento, poi a pagarne sono le ambulanze. Sindaco, come si può fare? È una situazione incresciosa, ma credo che chi sta imparando a conoscermi sa che non mi trincero dietro, viene da lontano, abbiamo poche risorse, noi dobbiamo dare delle soluzioni. Ai catanesi non interessa come, ma dobbiamo dare delle soluzioni. Il professore La Greca ha già compiuto un paio di sopralluoghi perché individuare come risolvere il problema in qualche modo coinvolge più amministrazioni, perché c'è AMTS e c'è soprattutto l'azienda ospedaliera. Gran parte di queste file si formano, per come diceva lei direttore, più che per la sosta selvaggia, che comunque ha una sua incidenza, per l'accesso alle aree di sosta del policlinico, perché il tempo di passare a prendere il biglietto, far sollevare la sbarra e quindi ripassare implica un tot che inevitabilmente comporta dei ritardi. Quindi noi abbiamo chiesto all'amministrazione ospedaliera di individuare dei percorsi alternativi per poter accedere al parcheggio, anche perché vede direttore, quello che a me dispiace è che poco più su, pochi metri più su, c'è un'area di sosta enorme, quasi sempre vuota, che in qualche modo può essere utilizzata. Noi abbiamo già compiuto un primo intervento con questa navetta che dal parcheggio Milo, dalla stazione Milo porta a via Santa Sofia, in qualche modo per drenare il traffico, consentendo alla gente che vuole andare con la metropolitana di poter andare a piedi alla cittadella. Ma è chiaro che tant'altro dobbiamo fare e allora con la MTS stiamo studiando dei percorsi alternativi anche per consentire alle ambulanze, come diceva quell'operatore, di tornare indietro senza dover compiere troppi percorsi, troppa distanza. Ma nello stesso tempo bisogna anche intervenire su quella sosta selvaggia che è stata emblematicamente ripresa attraverso una pattuglia fissa, a meno che non riusciamo a trovare dei dissuasori al parcheggio nel caso in cui lo consentissero. Stiamo facendo dei sopralluoghi per vedere se i cosiddetti panettoni, cioè dire quelle strutture che occupano spazio e che impediscono il parcheggio, o dei semplici pali, possiamo risolvere la questione, ma credo che sarà inevitabile, almeno in certi orari, destinare una delle pochissime pattuglie di cui disponiamo per la vigilanza del traffico a quelle aree di Santa Sofia. Ancora pochissime, Sindaco, le pattuglie? Ancora pochissime, le pattuglie dimentichiamo, il paradosso sa qual è? Che abbiamo tante macchine ma non abbiamo vigili. Stiamo provando in qualche modo di trovare risorse interne per nuovi concorsi, eterofinanziamenti per altri concorsi. Direttore, non è una cosa che possiamo certamente risolvere in 4-5 mesi, questo avrà bisogno di più tempo. Nel frattempo dobbiamo sbracciarci le maniche, dobbiamo essere reattivi, dobbiamo compiere il nostro dovere e devo dire che il comandante della polizia locale in questo ci sta venendo veramente dietro. Dobbiamo anche trasmettere ai nostri operatori di polizia locale un pochettino più di energia nello svolgimento dei propri adempimenti. È una bella cosa. Chiarissimo tutto quanto, abbiamo pochissimi minuti, la vorrei salutare con un WhatsApp della signora Maretto che dice ho sentito che saranno prese multe per chi butta i rifiuti in giro, si è sentito poco fa, dice ma dove sono i controlli a Librino, San Cristoforo, Montepo e in altre zone? Lì purtroppo non c'è nessun controllo. Grazie. No, ma abbiamo parlato proprio di queste telecamere perché le telecamere andranno soprattutto in quelle zone che sono quelle periferiche e in cui c'è la convergenza di moltissimi cittadini, non solo catanesi, ma dell'area extraurbana, che crede siano Portofranco per andare a conferire irregolarmente i rifiuti. Quindi le cosiddette telecamere killer, è un termine che non mi piace, ma è così. Sì, killer, brutto. Sì. Però. Comunque verranno soprattutto posizionati in queste aree un po' più decentrate che quelle che
costituiscono il maggior bersaglio da parte degli incivili. Ancora una domanda, c'è un minuto, sì. Vabbè, quindi abbiamo risposto alla signora Maretto. Questo signore non ha un nome, dice: buongiorno sindaco, mi spiega perché a San Giovanni Galermo non ci sono vigili urbani? Purtroppo non solo a San Giovanni Galermo, perché abbiamo parlato di Librina, abbiamo parlato di San Cristoforo, per il semplice fatto, lo ribadisco ancora una volta, 230 vigili urbani, di questi qua addetti alla strada comunque sono certamente un numero esiguo, dovremmo averne 800 per poter essere presenti sul territorio come si deve, la media età è oltre i 60 anni, la condizione è critica, quindi non certamente possiamo pensare all'autogestione. Dico sempre con un'espressione magari poco elegante ma che rende l'idea, noi a Catania lavoriamo spoghi a Cristo e vesti a Maria. È inevitabile che con questi numeri di cui disponiamo non possiamo essere presenti su tutto il territorio, e ha ragione questo cittadino di San Giovanni Galermo a lamentarsi, però siamo arrivati da 5 mesi, noi ci siamo proiettati in una dimensione temporale di 4-5 anni per risolvere gran parte dei problemi. Questo non significa che staremo a braccia conserte per 4-5 anni, ma dovremo dare delle risposte. Ci fermiamo qui per questo venerdì, grazie al sindaco Trentino per essere stato con noi. Possiamo dare l'appuntamento del venerdì prossimo? Salute permettendo, sì. Sì, perché l'altra volta non è stato bene, comunque la vediamo in grande forma e ci fa molto piacere. Allora, a venerdì alle 14:30 con l'appuntamento con il sindaco su Telecolor. Vi ricordo l'email, allora sicilia24focus@telecolor.it e il WhatsApp che abbiamo appena letto, 342 74 55 005. Grazie per essere stati con noi, grazie al sindaco Trentino per aver avuto la disponibilità per essere con noi in diretta. A venerdì prossimo. Buongiorno.